Sono interventi che la Protezione Civile metterà in campo nei prossimi giorni a seguito degli eventi meteorologici di un paio di settimane fa. L'assessore con delega alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha eseguito una serie di sopralluoghi nei territori comunali di Montenars, Attimis, Savogna e Pulfero, dove si sono verificati smottamenti e cedimenti di versanti e viabilità a seguito delle condizioni meteo avverse di marzo-aprile 2025. Per ripristinare le condizioni di sicurezza, l'assessore Riccardi ha firmato 2 distinti decreti per eseguire interventi di somma urgenza. Per le 4 municipalità al centro dei sopralluoghi di oggi, la somma messa a disposizione è di 430.000 euro, 60.000 per Montenars, 220.000 per Attimis, 50.000 per Savogna e 100.000 per Pulfero, e fa parte di una disponibilità più vasta di 860.000 euro tra primo e secondo decreto, che sarà destinata anche ad altre località. Ai sopralluoghi hanno preso parte pure i funzionari della Protezione Civile regionale e gli amministratori municipali. È stata anche l'occasione per esaminare coi sindaci altre problematiche del territorio. Questa mattina abbiamo fatto visite anche in quel punto, oltre agli altri comuni che abbiamo visitato, quindi andiamo avanti con questi lavori che inizieranno già nei prossimi giorni.